Sesta corsa, categoria CD sul miglio, sono in 8 dopo il ritiro di Zenotab. Aleandro Lor, Zara Pier, Uragano del Pino, Vortice d'Amore, Zumba Piz, Stricker. Seconda linea, Dancelli, Ambra Griff. Favori netti per Vortice d'Amore numero 4, Antonio Di Nardo. Ancora un'ottantina di metri allo stacco, macchina che accelera, lascia andare i concorrenti, partiti. È veloce proprio Vortice d'Amore che si lancia su Zara Pier per sopravanzarli in poche battute. Intanto ha sbagliato Uragano del Pino. E così in terza posizione Aleandro Lor. Completamento dei 200 iniziali con il netto favorito in vantaggio. In seconda posizione si mantiene Zara Pier davanti ad Aleandro Lor. Poi il resto dei concorrenti capeggiati da Dancelli. 14,4 per i 200 e quarto iniziale che se ne va in 31, già preso in mano Antonio Di Nardo e affronta la seconda piegata, sempre tallonato da Zara Pier, Aleandro Lor, Dancelli, e se ne vanno intanto i primi 600 metri coperti in 46,4. Secca stoppata del battistrada dopo aver colto la testa, all'esterno si fa luce Ambra Griff e si trascina Zumba Piz, quindi Dancelli. Cavalli a metà della penultima curva, sempre condotti da Vortice d'Amore che deve ancora accelerare, ora si sistema in seconda posizione numero 6, Ambra Griff, Stricker squalificato. approfittando dell'errore di Zara Pier, intanto avanza numero 2 Zara Pier squalificato. Avanza per corsie esterne Ambra Griff che anticipa la risalita di Dancelli che deve prenderne la scia dopo aver tentato la sortita in terza ruota, cerca di difendersi Vortice d'Amore, siamo a metà della curva conclusiva, piena accelerazione per i primi due con Vortice d'Amore che rientra all'avversario che attacca ancora, all'interno si può lanciare Dancelli, ultimi 100 metri di gara, l'errore di Vortice d'Amore, è passato intanto Ambra Griff che nel finale vince nettamente, secondo posto per Dancelli, al terzo finisce Aleandro Lor, 1.14,6, 29,1 a chiudere. Vortice d'Amore, poco dopo l'ingresso in retta d'arrivo, si è gettato di galoppo sotto la pressione di Ambra Griff. Ecco le immagini riproposte dalla regia, il momento in cui Ambra Griff passa per salutare tutti e vincere nettamente, con Antonio Grepi che raddoppia così il successo ottenuto in precedenza, grazie a Claire Delunby, vince questa volta in percorso d'attacco e coglie un Vortice d'Amore in difficoltà meccanica ai 150 conclusivi. Secondo posto per un buon Dancelli, al terzo finisce Aleandro Lor.